Allora, Presidente Doglioni è sempre con noi, vero? Presidente? Sì, sono qui. Eccolo qua. Lotteria degli scontrini, che comunque fa sempre parte del mondo scontrini, cashback, cioè, cosa ne pensa? Leggo solo un messaggio prima di farle rispondere. Vorrei sapere quanti credono che ora con i soldi che arriveranno dall'Europa aiuteranno effettivamente le categorie colpite. Visto il recente passato e visto che gli uomini sono gli stessi a parte la guida Draghi, ho paura che in più avremo solo il debito pubblico. Questa è un'esternazione di un telespettatore. Ci dica un attimo Lotteria degli scontrini come sta funzionando? È una follia, è una follia. L'ho detto, l'ho ripetuto sui giornali. Noi siamo, ma vede, a volte mi dà l'idea che certi politici non conoscano, non abbiano mai gestito neanche un chiosco di banane e quindi non hanno la capacità e il sentire quello che un imprenditore anche piccolo lo ha. Imparino da loro. Ma cosa serve la lotteria degli scontini? Cosa serve questo cashback? Io l'avevo attivato per vedere. È una roba allucinante, è una roba allucinante. Diceva bene Marco Micheli prima, questi soldi che vengono dati vengono spartiti nel sistema economico, è inutile mettersi lì a fare lotterie. Ma ci rendiamo conto che siamo in un'emergenza e noi giochiamo all'otto? Ma dai! Ci dovrebbe essere un po' di buon senso, ecco, il buon senso che viene a mancare. Chiarissimo. Direttore Gattolin, lei che cosa ne pensa di questo e quale invece potrebbe essere stato un provvedimento serio o da suggerire, da adottare a questo punto, invece che giocare all'otto? A parte che non si può andare a giocare. Pienamente con il Presidente Doglioni, anzi noi dovremmo curare chi gioca troppo, abusa anche dei giochi, per cui ecco, e non può essere lo Stato a incentivare ulteriormente, oltre ad essere folle dedicare risorse in una situazione come questa per il cashback o per la lotteria degli scontrini. Bisogna fare delle scelte chiare, perché noi dobbiamo sostenere l'economia, possiamo salvare i cittadini dalla pandemia, ma dobbiamo salvarli anche da un'economia, altrimenti noi ci troveremo in una situazione veramente grave e di grave difficoltà. Noi abbiamo per adesso l'aiuto, il sostegno approvato con le risorse dell'Unione Europea, il Recovery Fund, ma anche quello. Lì bisogna fare delle scelte chiare e precise, perché dobbiamo investire, tutelare le imprese che ci sono perché possano continuare ad esserci. Dall'altra investire per il rilancio dell'economia, perché solo con un rilancio dell'economia possiamo far sì che questo debito pubblico diventi un investimento pubblico e possa essere restituito nei tempi idonei, perché non sia un peso troppo grande per le prossime generazioni, perché questo è il problema, è il senso di responsabilità che dobbiamo avere tutti, è sapere che queste risorse devono essere allocate in maniera chiara e precisa per poter rispettare chi arriva anche dopo di noi, per cui il senso della sostenibilità è fondamentale. Altro elemento che riguarda cashback, lotteria degli scontrini, cioè il fatto che la politica faccia dei provvedimenti senza prima capire qual è l'effetto o l'indotto che ha questo tipo di provvedimento, senza prima garantirsi con le categorie economiche per poter aiutare o sostenere o orientare gli imprenditori per svolgere tutte quelle attività che si ritengono che sono necessarie per poter poi attuare sul serio questo provvedimento. Anche lì, per quanto sia sballato, il problema è all'origine non si ha idea di che cosa comporta e di conseguenza poi cosa succede? Bisogna fare dei rinvii, ci saranno imprenditori in grado di fare, altri no, per cui i cittadini cominceranno magari a pensare questi cercano di evitare, vogliono frodare, via. No, il problema è che alcuni sono riusciti ad adeguarsi, altri no, perché bisogna cambiare sistemi, software, bisogna fare delle operazioni. E abbiamo anche i tecnici limitati quando si affrontano cambiamenti, non so, dei piccoli software per milioni di imprese, è probabile che ci vogliano dei tempi diversi da quelli programmati. Assolutamente. Allora, di questo noi parleremo ancora di questo, quindi io la ringrazio, direttore Gattolini, se è stato qui con noi, ci ha fatto molto piacere, ma l'avremo ancora il nostro ospite. Come ringrazio anche del suo intervento, che è stato molto prezioso, del Paolo Doglioni, presidente Confcommercio Ascombelluno. Grazie di essere stato qui con noi. Posso chiudere con una frase che sintetizza tutto, e non è mia, ma è di Leonardo da Vinci, che la conoscenza
parte dall'esperienza e se uno non ha esperienza non ha neanche conoscenza. Sacrosante parole. Con questa frase emblematica chiudiamo effettivamente la trasmissione. Presidente, grazie del suo collegamento, magari se ci dà la disponibilità ne faremo ancora, così ci aggiornerà anche della situazione. Vediamo gli aspetti positivi con Cortina nell'occhio dell'attenzione per i mondiali di sci, speriamo che qualcosa possa esserci di positivo, ma ne parliamo magari una prossima volta. Grazie quando ancora. Vuole. E ringraziamo anche Marco Michielli che è stato collegato con noi per quel che riguarda invece la situazione in generale e Eugenio Gattolin. Cari telespettatori, grazie per aver partecipato con i vostri messaggi, ci vediamo come sempre domani.